A me mi chiamano 48, il morto che famo. A me mi chiamano 48, il morto che famo. Io sono Andreone, il 48 il morto che parla, capito? Io sono Andreone, il 48 il morto che parla, capito? Io sono Andreone, il 48 il morto che parla, capito? Scienziati di tutto il mondo, unitevi! Scienziati di tutto il mondo, unitevi! Non mi dicete parole? Pronto. Non mi dicete parole? Pronto. Non mi dicete parole? Pronto. Pronto. Forza Danilo, forza scienziato! Scienziati di tutto il mondo, unitevi! Io quando sono stato a Maurizio Costanzo Show, il 1994, mi dice la Coppa Mano, a Maurizio Costanzo Show, là, o 1990. Io amo Napoli, io amo tutti i cittadini napoletani, io amo tutta la Campania, io amo me stesso, amo tutti quanti voi altri. Purtroppo, la televisione dice che è potete. Quando io 30 anni fa ho inventato e ho scoperto la prima televisione in Italia, ho detto guardate che io ho fatto una scoperta, chiedo scusa un attimo, tutti quanti, ma chi te ne folle, chi te ne folle? Poi dopo è venuta realtà. Io quando sono stato a Maurizio Costanzo Show, il 1994, mi sono stato pure in America, nel Canada, a Russia, a Spagna, vai. Io sono Andreone, il 48 il morto che parla, capito? Venga avanti. Ah, Sai figlia? dimmi. E il consigliere c'è spiegato. Bella. E sta sentendo pure il sindaco Bastolino a questo momento qua. Il sindaco Bastolino, stanno a sentire, fanno parlare. Il sindaco Bastolino, stanno a sentire. Si fa una cosa che non fa. È perché in questa società è merda. In questa società sporca. Fai i cazzi tuoi. No, fammi parlare, no, non mi chiudono. Oh, perché ci stanno tanti uomini di merda come te. Non vogliono l'acqua, hai capito? Sporco, giusto. Stacca, dottore, senti bene. Un attimo, mi sto concentrando su questa linea. Tu sei un morto di fame. No, un attimo, per favore, un attimo. Tu sei un morto di fame. Andreone, abbiamo detto lo spazio è degli spettatori. Dottore, Lei non può risolvere i problemi. Dottore, ma è già... ascoltarli degli E poi sono io, che già rispondere a chi sta in morte di fame, chi sta mangiando se stesso. E lei non può fare niente per questo signore, gli ha dato solo la possibilità di dire quello che pensava. Sapete. Sono d'accordo, pronto poi chi è voi? Aspetta, voglio dire una cosa, prima cosa questa telefonata si paga e costa molto. Ma non da marestre una voglio State dire a attenti, ma che ce ne state fosse una... Dialoghiamoci! No, le caga prima è tutto preparato, tanto quello che ha detto quel signore prima, che Preparate, ma che stai dicendo? tu è una vergogna, quello che dici è come parli e come ti presenti. Una vergogna! È una vergogna, sei un Ma che stai ignorante. dicendo? Sei un Non stiamo ignorante. morendo in Italia! Sei un Che stai ignorante. dicendo? Sei un Non stiamo ignorante. morendo in Italia! Sei un Che stai ignorante. dicendo? Che Hai stai capito? dicendo? Sei un Che ignorante. stai dicendo? Che stai dicendo? Che sei un Andreone, ignorante. lei non si deve arrabbiare, Andreone. Che stai dicendo? Fammi Andreone, capire, cosa il parlo signore ha positivamente. diritto, Andreone, il signore ha diritto di dire la sua. Dimmi, Sei un Lei non si ignorante. deve arrabbiare. dimmi. Hai capito che sei un ignorante? Mettiti vergogna di quello che fai e di quello che dici. Signore, Tu sei lo stronzo. Senti, attacca, senti, attappate le telefonate per un minuto.
Stiamo per risolvere i problemi. Chi è che tiene i problemi? Parlate. Stiamo per risolvere i problemi. Chi è che tiene i problemi? Parlate. Parlammene. Aide parco ovvero voce popolo. L'abbiamo già risolto. Risolviamo i problemi. Stiamo insieme e risolviamo tutto quanto. Chi si tiene spirituali ci sentono. Chi deve il problema con strano, no? Lo dico, noi quando sento che siete problemi mi ripeto, perché sono convinto che noi potremmo risolvere. No, è un problema di te, noi abbiamo avuto uno, non è un problema di te. Vabbè, mi viene a dire una cosa, mi è nato problema proprio più concreto. Andreone, dottore, dica. Signore, sta dicendo anche delle cose giuste secondo il suo punto di vista. I problemi, siete potenti, i problemi, con me faccio potenti. Guardate a parlare! Voi dovete parlare, tutti meno potete. I problemi si risolvono che televisione, perché la televisione è potere. E tutti voi altri siete il mio potere. Ma perché io stessa a casa avesse qualcosa costruito? No, io sono volontario! Nerone faceva così, io invece faccio così. Popolo, a me. Ognuno di voi che scrive problemi, dicitemelo a me, sfocate! Perché qua ci salviamo se sfughiamo una parte con un'altra. Se noi ce lo hanno il dialogo, rinda una famiglia, diventa una famiglia distrutta. Dobbiamo dialogare. E i problemi l'hanno sapere tutto quanto. Alleluia. Pronto? Pronto? Ogni cittadino ci può esprimersi. Pronto? Pronto? Pronto chi è? Pronto? Pronto? Tony, Dimmi. ti regalo un problema. Non mi dice le parole però. No, niente parole. Guarda che sto tizzando sangue sotto i pari annanzi alla telecamera per te. Non solo per te, pure per i figli Tony, tuoi. ma regalo un grosso problema. Non mi dice parole per castigo, non mi No, dice Tony, parole. regalo un grosso problema. Dimmi. Non ti su cazzo, Tony. Avete visto, questo è il popolo. Amico, tu avrai un castigo da Dio, morirai sputando sangue. Il sono caro se canna vita mia, che i politici che ce l'hanno a morte con me, vieni tu e mi dici parole. Morirai sputando sangue, io ti come Nerone a morte. Ma quello che dici, i problemi non lo tenete, ma non vedete che all'anello passava montando la corrente mano a mano, passava facendo certi pompe che sta a vedere certi stringhe proprio al metano. Se mi è consentito dalla regia, volevo dire una cosa. Dottore, dica. Se tu c'hai i problemi, sfoghi! Tu hai sfogare! Che ti serve? Poste fatiche una casa? Che ti serve? Non dice le parole! Alleluia! Pronto? Pronto? Compagnini, come ti chiami? Io mi chiamo Alberto. Scusa. E che tenga a scuola. Vabbè, parla. E che tenga a parlare, che ci avete solo per culo. Parla, beh, ti prego. Quando ne siete in famiglia? Fammi parlare, io tengo due figli e una moglie. Vabbè, Alberto, Sì. hai sfogato? Eh. Che ti serve? Ma io tengo parecchi problemi, ma... Le spulo tutto quanto, uno solo le ha regalate. La Costituzione italiana dice la coppa mano, articolo 1! Costituzione italiana! Ogni cittadino ha da avere o poste fatiche sia casa. Sarate tutte queste cose, sì. Ma non ha già avuto una telefonata dagli anziani, lì che sarebbe la funzione, ma insomma questa è la trasmissione miserabile proprio, con tanta problema. Non ha già una telefonata dei pensionati. Pensionati, svegliatevi! È arrivato l'ora della risposta! A così mi piace, i problemi, forza, via! Pronto? Buonasera, pronto? Sei Antonio? Sono Antonio, non mi dice le parolacce. No. Perché tu mi dici la parola, vedi, sono una persona per bene, non sono tua. Allora vi chiamo dottore, va bene? No, sono un nome con fatica. Va bene. Mi è capitato questo oggi. Sì. Si è sentito male mio figlio. Sì, Ha avuto... no, tua figlia è bella, ti è bella notizia, vai. Ha avuto una contusione muscolare. Quindi è stato ossizioso. Mio che l'ha visitato. Ha detto una contusione muscolare. Vabbè, si deve fare una muscovite. Una sinistra. Vabbè. Ha chiamato l'infermiere, una muscovite qua. L'infermiere è giunto, è venuto. Ha chiamato questo tutto in una trena. Che cosa in periodo? Ah, trena. Ma che state dicendo? Com'è che stiamo dicendo? Ah, che sto dicendo? È sto ministro della sanità, sto curando nuovo ministro della sanità, che sta combinando? Ha detto, come si chiama là? L'infermiere, il dottore ha detto allora hai chiamato a detto che non sta neanche a vedere. Oh mamma, Mio figlio è stato da lui, che vergogna. Uccizio, siamo stati oggi alle 3. Comunista. Che schifezza. Questa è la cosa che mi ha spiritato. Uccizio, io di meno che sta sparso per tutto il mondo, che sta frase, uccizio. E di meno che è arrivato a questo punto proprio, ti ha aiutato a finire la capra.
Stai contro una condizione muscolare. Tutti i miei che stanno CTO, vergognatevi. Non è colpa No, stanno vergogna i miei perché i miei che potevano fare un'esposta a procura della Repubblica hanno fatto mille cose, hanno nascosto, hanno messo paura e stanno fatto ai appaltatori non era una condizione muscolare, era un'altra cosa più grave che era tra la vita e la morte. Era morire l'angolo. Che si vede? Chi è? Pronto? Pronto? Pronto chi è? Ui, Toni, a quando hanno dovrei? Non mi dici le parole che hai subito stacchi, eh? Ma quale parole, Una cosa Toni? seria. Tu sei la voce nostra. Dimmi, che problema ti è? Toni, senti una cosa, abbascia via Pomea. Dove? A Stoccavo, a Napoli? A sto capo. Dimmi. Ci sta sempre un sacco monnetta innanzi al palazzo. A fine via Pomea, vicino al padre 4 stagioni. Vabbè, tu, diamo beghi, tu volevi risolvere il problema, mi chiamate. E tu obbiri tu, Toni? Vabbè, che mamma io. Vabbè, Vedi Napoli? Obbiri Napoli, sono Napoli, tu sei me, fammi parlare a me, attacca. Comunque io faccio un appello al comune, alla circoscrizione di Sottale. Avete sentito? Maestri, cari consiglieri, famore di non sulla consiglieri. Manco così indica Napoli, faccio lì. L'amica c'è una monnetta intera, fuori il palazzo. Da rimane a mattina la monnetta non lo voglio aprire. Da rimane a mattina la monnetta mia sapete non lo voglio aprire. Ricordatevi quando stai fatte le oggi, da sud. Io mentre che parlava! Si lavano i cose la monnetta con vapore, acqua forte, o fumo, e distilati. Sopra o fumo a 200 gradi, buttavano i getticani con vapore. Caccerevano tutte le batterie e tutti i liquidi dei contentori la monnetta. È stato solo un gioco. Si faceva solo quando Andreone era lì. Poi un bel ricordo, Andreoni c'è una hit, eccetera eccetera, ma mi ha detto una parcheggio, non si è capito niente di più. A tutta la circoscrizione di Sottale. E cosa la monnetta? I voglio lavata, pulita e settimana. Sottacci tocca. Stiamo per risolvere i problemi. Chi è che tiene i problemi? Parlate, parlammene. Aida Parco, ovvero voce popolo. L'abbiamo già risolto. Pronto? Un attimo. Pronto? Pronto? Come? Ho bevuto. Antonio, Sì. ubidete. Ho chiamato Musceziano. Ciao. Allora sì. Buongiorno. Parlo con Antonio. Sì, chi è al telefono? Mi dà la Antonio. Buonasera. Antonio? Sì, buonasera. A che? Tu sei. Amore carogni. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Ho parlato, parli. Pronto? Pronto. Ok. Pronto? Buonasera. Andiamo. Pronto? Buongiorno, buonasera. Buonasera. Ho avuto una critica, Andrito, tu non ne dici no buongiorno e no buonasera, perché tu sai che si vuole giorno e notte. Dite buonasera. Dicono buonasera. Buonasera uguale. Pronto? Buonasera. Pronto? 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 Martina. Pronto? Pronto? Buonasera. Allora, quando è scendiata? Dimmi. Martin. Voglio, non facci da così con me perché vi faccio malamente. Io subito chiudesi pari, i chiudesi pari. Però per l'amore di qualcuno a casa non me ne vado. Che sia a casa mia, che sia a casa del buon Gesù, su trasù e non me ne vado più. Nata telefonata, pronto? Pronto? Quando pazzia, pronto? 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 Tanto? Ehi, Pronto? raccontamene poco, fammi capire, vai. Pronto? Sì. Martina. Pronto? A capocchio. A toia.
Samente, becca di questa. Ma tu una tira manca. Pronto? Buonasera. Carogna, ha capato il cammino, so io siete in famone, razze negative. Piezze magna franca. Negativo, usite pecce e che l'uttartino che sta abbandonata. Va, linda pietà. Pronto? Buonasera. Antonio? Sì, buonasera. A che? Tu sei. Famone a carogna. Da tutte le partite comuni della Calcistura. Grazie. E poi oggi la Napoli è ho giocato per partita. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Ti ricordi? E tiro tu. Tu e tiro il gol. Non può battere il gol. Amica mia, a capo tu stacca mia, sai? Pronto? A capo tu stacca mia, l'imperatore tutte tora. Olè! Pronto? Buonasera. Buonasera. Pronto? Sento una dolce voce, buonasera. Pronto? Pronto? Chiaro, chiaro. E non sapete che sono chi? Vieni troppo. Pronto? Sì. Ma bene. Chi sono tutti gli di grande pucurune che stanno a battere di casa? E saccia tutto quanto, arzi grande pucurune. Poi, maniate i pucurune. No, io un'altra cosa voglio dire, non so. Allora guarda che ha chiamato una che fa lo stesso che Ma che non importa, ma ci vuole quando voglio. Sei proprio uno spostimato. Che stava parlando così Noi bene? volevamo. Tu hai messo a tua moglie e mi Vergogna. Lino! Lino, a dire una puntata per sta amica a buttare le mani, vieni da poco, tutto, io già formato tutto. No, Lino, buttici una puntata per favore, a buttata, di. Vieni, scala, aspetta che da mo tronco una cornata dal viso. Vieni da tua. Pronto? Pronto? Buonasera. Scienziato? Sì. Senti, ma non le starà a sentire comunque anche di là, perché sono tutte sceme, perché tu sia voce lo c'è. Questa poi è una ragazza, vedete? Questa è una ragazza, ma mo cavolo di sì, senti, bambolina, bambino, come ti chiami? Pronto? Ma io si tenesse il potere di rispondere a te, a chi di là. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Chiamo per il problema della metropolitana Piazza Dante. Vai subito, vai. Oh mamma! Usina tu piegare scurnaccia. E ciò a me merda te, è un uomo negativo come te. È uno solo, sei te stesso. Vai avanti, vai. Ti ricordi? Ti ricordi? Usita una mania di monnezza, una mania di pucuruna. Mi gli mangia mettere i scurni, gli mangia mettere la quattro di un'estate per chi tu sangue che bava con mie care tantaggi. Razze bastardo un scurnacchiato e pucuruna. Io non tengo niente a capire, tanto managgia io, queste sono le mie dimissioni. Razze magna, razze cornute. Pronto, siete asciutto, perdonate. Pronto? Buonasera. Buonasera, scienziato. Siamo a Bagnò. Che popolo tiene? Scienziato. Ehi, Siamo a Bagnò. buonasera. Che la puttana. Oh, basta. No, come basta? 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 E poi ci dedichiamo a tutti i politici negativi, ci dedichiamo alla poesia all'inferno. Arrivederci, ho parlato, bye bye. Ci vediamo venerdì, arrivederci. Voglio votare pasta, che sto quasi per venire. L'ultima 5 telefonate ci diamo. Ma ti ricordi? Voglio votare pasta, che sto quasi per venire. Ci vediamo venerdì. Voglio votare pasta, che sto quasi per venire. Ci vediamo venerdì. Voglio votare pasta, che sto quasi per venire. Ci vediamo venerdì. Voglio votare pasta, che sto quasi per venire. Ah, signor. A tipo proprio snack. Ti tengono un grande antidoto. Pronto? I commissari di sigarette per la vita. E sono passati quando abbiamo sequestrato. Pronto? Comunque, ti tengono un grande antidoto. È una formula importante. Quando sento queste cose mi squarto con. I commissari di sigarette per la vita. E sono passati quando abbiamo sequestrato. Ti tengo questa formula. Io 27 anni fa vanno per sigarette. Pensai, scoprette e ci riuscì. Io 27 anni fa vanno per sigarette.
Pensai, scoprette e ci riuscite. Mi tengono un grande anguito. 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 Pronto? Chiedemi a me. Chiedemi a me. Pronto? Chiedemi a me. È una formula importante. Chiedemi a me. Come sta venendo di sigarette per la vita? E sono passati come abbiamo avanti sequestrato. Stamattina mi sono messo all'orecchio, poi pare da parte da addirittura si passato. Mi sono messo a venire di cose. Sono passati rigidi vicino a me, arrivi già, arrivi già. C'era la mutanda. Chiedemi a me. Ci sei ancora al telefono? Quando sento queste cose mi squattro fuori. Mi tengono un grande anguito. Questi guaglioni che vendono le sigarette mi salute, però si racconta la formula ma vengono arrestati. È una formula importante. Non hanno capito, non c'è forza di. Comunque tu ok, è uno schifo. Insomma, visto sta sbandata mezza vita, vengono le sigarette, vanno ai vigili urbani, vanno ai carabinieri, va a chillare, insomma. Tutto, questo è tutto un sbaglio, è tutta una monnezza. E gli tengo questa formula. Poi c'ha ronca questa formula, lo vediamo il finisce. Lo vediamo? Io 27 anni fa, quando le sigarette, sono stato il primo tabaccare. O prima tabaccare da zona Plesena. A Roma metteva proprio all'imboccatura della strada che si chiama via, a strada che parte le Tellate, via che la finanza mi faceva salire per la mattina fino a la notte che la mi mettette in dolietta e abbia a pensare come era fa per mi fottere la vita. Pensai, scoprette e ci riuscite. Però mi avete a lui perché come tu hai un po' di fatica alla fine ricette ci riuscito. Questa è una stecca di sigaretta, ci attacco un pallone lo gas vicino, quando viene la finanza dica coppa a mano, vieni per te, vieni per me. Pronto? Chiedemi a me, vieni per te, vieni per me. Mi tengono un grande anguito. Vieni per te, ok? Vieni per te, vieni per me. Pronto? Chiedemi a me. Vieni per te, vieni per me. Mi tengono un grande anguito. Vieni per te, vieni per me, ok? Vieni per te, vieni per me. Pronto? Chiedemi a me. Vieni per te, vieni per me. Mi tengono un grande anguito. Hai da parte voce poco, che è Napoli. Chi sta è Napoli veramente, il resto non conta. Ciao! Antonio, un'altra cosa. Sì, poi che ti volevi mettere tutta la politica. Ma io non sono antipolitico. Io mi voglio ammettere per bene chi che stanno combinando, chi stanno continuando a rubare cose. Ma tu già avessi... I tenchi già attacca chi stanno i tenchi già essere in da manica. E quando mi danno la bicicletta a Torino. I tenchi già essere in da manica. E quando mi danno la bicicletta a Torino. Questa è una tassa che tengo a capire, e tengo tutto qua. Allora io vorrei farti due domande. Dimmi. La prima, tu dici che hai gli atti nella mazza. Sì. Perché non fai la denuncia alla procura della Repubblica? L'ho fatto. Hai fatto le denunce alla procura? Sì, l'hai già fatto. Risultato? Tengo i giudici in E lo sai perché? No. Non hanno voluto sapere niente. Però io tengo tutti nell'archivio, in una bella cassetta. Questa è una tassa che tengo a capire, e tengo tutto qua. I tengo gli esseri in da manica. Con me mi ha detto che si porta in giù. Non si porta in giù, perché chi lo sciautone è sempre esistito. Però mo sciautone l'hanno fatto più equilibrato. Ci hanno messo il platino sopra. E funziona, poi è come i spicchi. Si volete quanto porta le schiavature per una 300 km lontano.
Andiamo avanti. Problemi non ce ne stanno, potremmo chiudere, dimmi una vaga. Lei vuoi che dimmi una vaga? Stiamo inguaiati di questa maniera. Io vi voglio raccontare un fatto in ospedale Santo Buono. In ospedale Santo Buono, nessuno sa niente. Chi è una tassa che tengo a casa? Che tengo tutto qua. Ti tengo i chiasseri in da manica. E quando mi ne bicicletta a io. Ti tengo i chiasseri in da manica. Ti tengo i chiasseri in da manica. E quando mi ne bicicletta a io. Ti tengo i chiasseri in da manica. Ti tengo i chiasseri in da manica. E quando mi ne bicicletta a io. Ti tengo i chiasseri in da manica. Quando via? Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando via? Bank 3 Farm. Quando via? Bank 3 Farm. Bellissimo! Io non lo sapevo! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. L'amico sta pazziando, ti sta dicendo una cosa che non esiste. Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. E lo sapevo già! Io ho 3 poteri! Di sapere, di conoscere e di guarire! Prego! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Io ho una moglie e 5 figli e 150 cani! I tengo 150 cani! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando via? Bank 3 Farm. Alla mattina mando un giornalista e 3 cameraman, va boh! Va bene! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando è giornalista tu? Quando è giornalista tu? Quando è giornalista tu? Bank 3 Farm. Bellissimo! Dio c'è! Dio ci sta! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Bellissimo! Dio negli uomini! Bellissimo! Dio negli uomini! Bank 3 Farm. Sulle risse! Mentre canate come te a nascondi invece sulle risse! Grazie! Attacca, ciao! Ciao! Tu sei iniziato! Tu hai fatto sapere che veramente tu esisti! E mo tutto quanto è giusto! Ok! Sono stati dopo! Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. Non sono io, ti a rispondere a chi sta in World Fam? Bank 3 Farm. Quando lo tira? 3,25? Ma vai via! Dottore, scusate, ma chi sei? Signor Andreone, lasciamo stare le sue capacità, volevo dire... Anche mi chiede anche capire diamante che fanno 365.000 km Andreone, dobbiamo salutare, signor Andreone. Perché è la verità che sto dicendo. Ma come sta succedendo? Tu senti bene? Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Io non lo sapevo! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Bellissimo! Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. Quando è giornalista tu? Bank 3 Farm. Quando è giornalista tu? Bank 3 Farm. Bank 3 Farm. Quando ne via? Bank 3 Farm. L'amico sta pazziando, ti sta dicendo una cosa che non esiste.
Questo è l'ultimo cazzo in voglio. Adesso voglio parlare di certi problemi molto gravissimi. Questo è un cazzo in poggio. Adesso voglio parlare di certi problemi molto gravissimi. Questo è l'ultimo cazzo in voglio. Questo è un cazzo in poggio. Lo sapete dove l'ho trovato? A via Acton. A via Acton. Vi ricordate quel grande buco proprio vicino alla marina? C'è stato quel buco per 40 anni, Hyde Park. Ne parlate? O sindaco di Napoli ha fatto mettere i cazzi in voglio nuovi e un tappatina. Però io quando sono passato stamattina ho visto questo cazzo in voglio solo e abbandonato. Stavo sotto un marciapiede, ho fermato la macchina, ho detto alto là, popolo fermati. Ha pigliato un cazzo in voglio e ha detto questo è l'ultimo cazzo in voglio. Ma l'ultimo in che modo? No! Squilli nei telefoni, ma io già parlavo. Cioè, a via Acton prima ci mancavano i cazzi in voglio. Oggi, il 1997, abbiamo trovato un cazzo in voglio e più. Allora il significato mi state capendo che può significare? Mi state capendo? Prima erano meno i cazzi in voglio, oggi è di più, è uno e più. Dunque, che significa? Che siamo ricchi. Adesso voglio parlare di certi problemi molto gravissimi. Questo è l'ultimo cazzo in voglio. Questo è un cazzo in voglio. A proposito dei sindaci, c'è stato un sindaco che al momento non faccia roba. Un sindaco mi pare che ancora l'isola dei carri. Che tenne un'industria, un'impresa, ha fatto costruire i pariatantini, dei cani. Che l'isola serve che un tartino perché è un pietto di terra che da mettere a porta ai fatali e c'è. Ma state capendo questo sindaco che ha creato? Che tutti i cani, andate a fare la tartina a rete, perché il consumo serve a isso. Chi stia di meno questi politici pure molto tartino vanno, mi avete capito? Non a chi tocca, pronto? Questo è un cazzo in voglio. Ma state capendo? Questo è un cazzo in voglio. State capendo? Questo è un cazzo in voglio. Ma state capendo? Questo è un cazzo in voglio. State capendo? Questo è un cazzo in voglio. Ma state capendo? Questo è un cazzo in voglio. State capendo? Questo è un cazzo in voglio. Ma state capendo? Pronto? Buonasera. Antonio? Buonasera. Antonio? Buonasera. Sono Agostino. Vai. Ti dico una cosa, tu questa gente non c'hanno orecchie, ci stanno solo la bocca per parlare. No, tu devi fare cose buone, perché non ti metti in candidato? Senti, come ti chiami tu? Agostino. Agostino, ma siete poco, parlami l'anello, quando è proprio mesi? Non parliamo proprio, perché si sta di fatire. Parlammi l'anello, parla! Proprio napolitano, ma hai visto tutto Mario. Agostino, tenga una magica l'anello a cabinto io. Ma caccia presto. Ci saputo che stanno personale, i l'anello, che non va corrente, vanno coppe i computer, vanno corrite che si pagato, e i poveri. È una cosa normale, ma perché non ci riballare? Perché non facciamo una riunione? A sta maschera, lascio Berlusconi a Marilanda loro, ma non c'è mai da fare, ma che fa? Non fa proprio nero. Si mangiano solo le soldi, da coppia spaventata. Delle più dure, dei 4, delle 5, dalla 1. Ma che buono! Amma parlare ci farà la rivoluzione, il 6-4 ci farà la rivoluzione, ci fa la rivoluzione, c'è la stacca proprio di chi sapere. Oggi sto bene alla rivoluzione, il 4 prima anche più, io ci metto la scheda alla rivoluzione, non ce la parliamo, ce la vero. Ma non c'è la rivoluzione, mi stanno un problema, la cangiano lo fanno pure del succo, come hai fatto te tu, no? Ti fa tutti i canali, e oggi rimane anche la rivoluzione, ci rimane uno.
Hai capito Antonio? Sono arrivato pure là, Hai capito boh? Sono arrivato pure là, sono arrivato. Sono arrivato. E chi lo chiama mette tutto a cazzo. Però la coppa ancora, non ci possono arrivare, lei è una livella, a livello di siamo tutti quanti uguali, ma tutti quanti. Non lo passare su facile, siamo tutti stessi, ma là, ma non ma tu mentre che stai parlando, no? Io vedo, mentre che stai parlando non è una battuta, guarda, è come se stesse venendo una pellicola. Mentre che tu stai parlando, sto prendendo un ministro Andreotto con scartiello, tutti i miliardi che ti ha rubato, sta camminando che valigia pure in mano, caricate i soldi e si sta preparando per portare a Pierce ma con buone. La brutalmente, chi l'ha fatto buono, sai perché? Perché siamo su. Ha fatto buono, però ce l'ha vuota tu, perché chi non dorme né chiù che ne sordi. E perché non si sono mai liberati, perché il popolo napoletano, la prima realtà, perché se aspettiamo un sacco per mangiarci, vorremmo fare. Io sono disoccupato, e se c'è proprio a me signora, la signorina, non me lo fotto però. C'è già lo compagno, io non cacciano documento, adesso li danno 25.000 euro, ma che stiamo passando, ci piace 25.000 euro. Ma che tu me l'hai fatto, ma che tu prefettivo, no, la cazzo si può. E sono disoccupato, se te lascio pigliare. E programma di cine, no, te lascio pigliare. Popolo, guardate, questo signore sta parlando con voi, sta sfogando con l'anima. Ma è normale, ma tutto qua andate a parlare, alleluia, chi stanno a capo tutto qua. Ma visto che sei business, se fanno una telefonata, se parlano fuori i posti, perché non capiscono. Se parlano fuori i posti, dicono le parole, su uomini e merda. A me non mi fa niente proprio. È un saggio, su uomini e merda. Non me lo posso. In italiano chiamalo da fine. È normale, non so buono, sono una banda di fatiche. Perché se fossero buoni, no, se si stanco a te. Perché a noi ci manca un legge dello scio. Scusa, ma tu sai due casi? Io, Ercolano. Ercolano, ma non un bacione a tutto il popolo Ercolano. A tutto quanto. Voi siete ricca Ercolano, ti dite l'acqua buona. A proposito dell'acqua, la prossima trasmissione, Antonio, parlando pure del sorgente che ti dà l'acqua. È una cosa importante, ricca, ti dite bene. Antonio, se tu vuoi venire, no, io te ne dico un anno l'indirizzo. Via Pante, numero 10, ce ne 80 la fondola pubblica perché nella casa non abbiamo l'acqua. Senti, guarda, che sia la terza trasmissione, mi erano pochi tempi, se porti i cameraman, venga direttamente lì che è giornalista. Venga a tua direttamente. Promesso. Se il Signore vuole ripetere l'indirizzo, se il Signore vuole essere così, se l'amico vuole essere, chiudiamo un attimo la vita, se l'amico vuole essere così cortese da lasciare il recapito, c'è l'indirizzo esatto col cognome, noi manderemo le telecamere. Via Panta numero 10. Via Panta. Panda. Macchina Panta. Ah, proprio come la macchina, Panda numero 10. E tra Portici ed Ercolano. Via Panda numero 10. Via Panda numero 10. Lascia tutti il medico sanitario. Lo abbiamo in una stanza, siamo 3 famiglie. E noi abbiamo l'acqua, con 10 bambini. Vieni a controllare. Ti faccio vedere che scuolone che abbiamo, come fai a vedere quando è? T'ho promesso, saranno da poche tempo. E parlate, e sfugate. E i medici sanitari, ci pensi con tutti questi bambini nella casa. Non ti preoccupare, hai dato l'onore al paese tuo, tutto quanto ti stanno sentendo il paese tuo. Antonio, mi auguro di fare le cose bene. Vai, attacchi, ciao. Pronto Antonio, buonasera. Buonasera. Sono Raffaele da Via Piave. Bravo, vai, Via Piave. Senti, io ho lavorato per tanti anni, ho fatto l'orologiaio. E mo non tengo più fatiche e cose. Come ci fa? E catta a maglietta la maronna e l'arca e ci avremo sotto la prefettura di Napoli. Non fa bene. Ma accatta pure io, sono disoccupato pure io, tutti disoccupati, c'è ma fa forte. Tony, ma non è che sto bene, il mangiano tutto quanto, Tony. A Rovenano. Mangiano tutto quanto. Ah, mangiano, e come mangiano? E chissà, hanno detto che hanno mangiato ancora. A Via delle Pomee, hanno fatto i 7 banche. Vieni di meno. E come ci può? Io, ci metterà tutto quanto in da banca, c'è macchine, ce le fanno per petto. Chi si pensano solo a costruire banche? Già faccio ci sto tempo ovviamente, già faccio ci, Tony. Va che venga ovviamente, già faccio ci. E nemmeno che mi hanno fatto uno scartiello alla rete, Tony. Già come già fatto, Tony, dimmi tu. Taccerite, te catta la maglietta la maronna e l'arco, ci avremmo sotto a due prefetti di Napoli, c'ha ma fa vedere quanto disoccupati stiamo a Napoli, perché non sono vero uno a Napoli disoccupati, siamo tutti disoccupati, eppure il pecore si fanno vedere, quando disoccupati a Napoli non si fa vedere. No, hai ragione,
Sì, solo tu puoi fare qualcosa, non è? Solo tu puoi fare qualcosa. Perché caso nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. Se sentiamo solo della giornata, parlano, strapallano, guai, la coppa guai, dalla cibo ciù. Se stanno a mamma, no. Mamma si vede tutte della giornata. Comba, tutte cose. E nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. Come mamma fa, quando? Quando andate, mamma? Stasera. Mamma mia, scende grazie a te. Grazie, andò. Povera picciarella. Erano meglio i tempi suoi, erano meglio che i tempi là. Lo dice sempre, Tony. E mamma nostra stanno soffrendo, mamma mi sta soffrendo sotto il terreno, è provata. E nemmeno dice mamma lasciate sana che faccia bello rosso, trite e faccia tutto quanto bianco. Hai ragione. Bianca la fame e da miseria. E sta mangiando loro, ma che erano le bille, le bille. Erano le bille, erano nei palazzi. E io per fare, e per una buscare lì. E 8 a margiolini, e panfili, e chi sono tutti gli 8 a margiolini, e chi sono? E noi quando lascio i margiolini. E chi sono? Stanno pensando. E noi piacciono a bere con margiolini, e che la gente non deve 8, parlano di chi la beve, Tony. Stanno parlando che hanno fa a Cruoglio, che bonne fa a Cruoglio, Iotto, ma Iotto, no Iotto, ma Iotto, quando me ne a chiovere ci faccio in buon bagno perché non trimo manca mi c'ha accanto ombrello. Chi lo riusciamo e basta dire se va aspettando da piazza, se va aspettando, vai? Tutto quanto. E lui a mamma mangiare come mamma mangia a casa, capito? No? Guarda, ma però ti posso dire una cosa, è capace che ci stiamo sbagliando, è capace che chi ci meglio sindaco a Napoli. Tony, ma... Purtroppo la colpa è nostra, non è di chi sei, è tutto quanto è nostra colpa. Tony, ma ha fatto pure vince gratta, ha fatto, pure che invece ci fanno bello quanto è vince ci fa vince 1 miliardo, capi? Capi? C'ha fatto le cose per parcheggio, ha fatto. Chissà gente stanno romena, la gente Norman, Aida Park, fra pochi giorni, rete missione se ne va. Ma chi stanno proprio le pecore veramente? Le pecore si distinguono, fanno a me, ma chi si fanno? Tranne il curnato loro stessi. Comunque Bastolini, cioè non mi parla di Bastolini, non mi parla chi diciamo ha fatto un sacco, non mi parla di Bastolini, parlatemi tutto quanto a fare lo studio. Allora, come dici, fate che ti dice le parole. Andò, vi danno la loro amici, e stanno chiamando i politici, capito? I poveri politici, va bene, dammi. Dice, sai, chi li sa da amici? Dice, chi li sa da amici perché la fastidio, capito? Andò, sono amici. Chi li sono la mattina. Pronto? Pronto, Antonio, buonasera. Pronto? Pronto, Antonio, buonasera. Pronto? Pronto, Antonio, buonasera. Pronto? Pronto, Antonio, buonasera. Parliamo dei guai e i veri problemi. Pronto? State inguaiati e chi dei guai Napoli se permette chi mi dice la parola, e i veri problemi. Non date adesso fatto 144. Già mi risolvono i problemi. E i veri problemi. Ma noi abbiamo parlato, benedetti Dio. Non date adesso fatto 144. Perché i canali 5 e 4, tutti questi grandi televisioni fanno i 144. Però loro non vi danno niente. Vi sto dando l'affetto, vi sto dando il sentimento, vi sto dando il mio amore. Parliamo dei guai e i veri problemi. Pronto? Pronto? Buonasera. Torino. Antonio. Dimmi, sto qua. Sono un amico tuo da 25 anni. Mi ascolta a me. Vabbè, tu no, sono pascolotto, mi ascolta. Lascia, racconta i problemi che tiene, vai. Non ti racconti i problemi a te. Quando hai fatto la domanda alla casa, nel 1982, dice capitano, non me ne ho promesso, non avevo la casa, ora ti la fai, con 4 figlie. Niente, faccia, non guaiamo tutta la nuova giunta che hanno fatto a Napoli. Ambretta, sì. Gli fa 3 lettere. Niente, ma bevo la casa. Gli fa una lettera al presidente del tribunale, una lettera al sindaco Bastolini e una lettera alla circoscrizione del comune non sei casa tu. E muta a casa, Pasca, hai capito? Attacca, vai! Pasca, perché stavolta non si può fare pesci. Ma senti a me. Vai! Quando hai fatto la domanda alla casa, no, abito con le creme da nuda a casa, perché non hai avuto il tornare scandinavo, con 4 figli, qua 20 anni su. Guarda,
Abbascia 44. Ma abbascia lo scandinavo, italiano, non coppa tornato. Abbascia lo scandinavo. Asca, rimane a mattina domani un giornalista e 3 cameraman, va boh? Va bene. Sei sicuro che vuoi giornalista? Come giornalista ammazzo tu. Ok, muovo Beghin, ti preoccupare. State buono. Vai in privato, vai, ciao, ciao. Avete come si risolvono i problemi? Voi state inguaiati e chi ne vuoi, Napoli, se permette di me di dire le parole, me che? Dobbiamo risolvere i problemi. Su Napoli, tu sei Napoli, stanno insieme. Questa è civiltà, buonasera. Buonasera, sono Caterina dei Quartieri. Senta, io c'ho un problema, che sono in fila di 8 mesi ed il mio marito è occupato e non trovo papà, come posso fare? Senti Caterina, hai detto? Sì. Scrivi una bella raccomandata che ha ricevuto e ritorna anche tu, Presidente del Tribunale. E poi faranno un'indagine a procura Repubblica e qualche cosa si risolverà. Perché a chi fai sta lettera? Lo sindaco Bartolini, chi la è? Invece il Presidente del Tribunale, no. Danilo, posso parlare con il tu? Non ho capito. Posso parlare con il tu? Sì, vai. Senti, io già l'ho fatto a lettera al Presidente. Ma come Presidente? Presidente del Tribunale? Non dà risposta? No, è perché chiede l'amante. Passiamo. No. Mi sta facendo cantare, poi passiamo. Danilo. Vediamo se come posso fare. Mi hai sedotto. Ma che hai fatto la lettera Presidente del Tribunale? Ti ho sedotto? No, mi hai sedotto mentalmente, immediato. Però sei un affascinante. Vabbè, chiudi, vai. Senti, lascia piacere, dei problemi a Napoli. Irina, la ringraziamo. Auguri e figli maschi. 5.000 lire per risolvere i problemi. A Tuvana, 200 lire biglietto l'hanno messa a 1.500 lire. A Metropolitana, addirittura. A San... aiutatemi un po'. Andreone, c'è una telefonata. Andreone, un'altra telefonata. Buonasera. Andreone? Siamo da Ponticelli, comunque lei ha ragione queste cose che sta dicendo, purtroppo la gente così è. Non date resto, fatelo 144. Già mi risolvono problemi. Ti ho sedotto? Non date resto, fatelo 144. Purtroppo la gente così è. Ti ho sedotto? Non date resto, fatelo 144. Già mi risolvono problemi. Ti ho sedotto? Andreone? Purtroppo la gente così è. Ma lui ha mai parlato? Andreone? Purtroppo la gente così è. Ma lui ha mai parlato? Andreone? A capo.